Buongiorno e bentrovati di nuovo insieme a Muoversi Conoscendo, stimolo all'attività motoria e a uno stile di vita sano, grazie al Comune di Udine e Città Sane. Per la nostra pratica oggi utilizzeremo una sedia, va bene con i braccioli, una sedia da ufficio, è indifferente, non c'è problema per oggi. Siamo in piedi larghi quanto il bacino, ginocchia rilassate e da qua iniziamo a attivare bene la nostra muscolatura, quindi potete tenere se volete le mani sulla sedia, altrimenti libere. Espiro, piego, inspiro, torno a salire. Quindi fuori l'aria, fletto le ginocchia che seguono le punte dei piedi, inspiro, torno. Se vi serve, come vi dicevo, potete aiutarvi afferrando lo schienale della sedia. Inspiro, espiro, scendo. Ginocchia abbiamo detto che seguono le punte dei piedi, sedere che arretra. Ok? Bene. Finito qualche ripetizione, facciamo tutto su una gamba sola, quindi fuori l'aria, fletto, dentro l'aria, torno. Leggero, il ginocchio si piega leggermente, espiro, inspiro. Cerco di rimanere in linea, in asse simmetrico, fuori l'aria, dentro l'aria, di fare un piccolo piegamento sul ginocchio utilizzando un appoggio solo, un piede solo a terra. Quindi tutto con l'altra gamba, espiro, inspiro, fuori l'aria, dentro l'aria ancora, fuori l'aria, dentro l'aria, espiro, inspiro, sempre in linea, sempre in asse e torno a terra. Chi desidera può appoggiare le mani sullo schienale e iniziamo espirando a calciare indietro il tallone, flettendo il ginocchio, tallone verso il gluteo, alterniamo destro-sinistro. Espiro, il tallone sale, cresce come a toccare il sedere, inspirando torno piedi a terra, quindi fuori l'aria, dentro l'aria. Calcio. Se riesco posso anche eseguire tutto senza il sostegno della mia sedia. Espiro, calcio, inspiro, torno a appoggiare entrambi i piedi a terra. Proseguiamo con i piedi paralleli, solleviamo le ginocchia, anche qua posso aiutarmi se ho bisogno di un sostegno, altrimenti senza. Espiro, sollevo un ginocchio, inspiro, torno. Fuori l'aria, dentro l'aria, quindi stessa cosa, posso eseguirla se mi sento più tranquillo con le mani appoggiate alla sedia. Espiro, sollevo le ginocchia, inspiro, torno. Sollevo il più possibile senza perdere le mie curve naturali, quindi belli lunghi, distesi, la colonna sale e io continuo, espiro, inspiro, a sollevare alternativamente gamba destra e gamba sinistra. Questa volta la sedia ci servirà per sederci. Vi sembrerà strano, ma non è così. Espiro, tocco brevemente con i glutei la seduta, inspiro, torno a salire. Quindi fuori l'aria, mi siedo un secondo, inspiro, torno. Fuori l'aria, dentro l'aria. Ginocchia che seguono le punte dei piedi, non si uniscono. Espiro, inspiro. Fuori l'aria, scendo, tocco brevemente la seduta, inspiro, torno in posizione verticale, fuori l'aria, dentro l'aria. Accompagnate sempre ogni movimento al respiro. Chi vuole una sfida in più, una volta seduto, si rialza e solleva un piede. Torno a terra, scendo, seduta sulla sedia, l'altro piede sul ginocchio. Fuori l'aria. Dentro l'aria, torno, espiro, inspiro, torno, espiro, inspiro, torno, espiro, inspiro, torno. Stessa cosa possiamo provare a farlo al contrario, chi se la sente, ovvero sollevo una gamba, scendo, torno a terra, mi sollevo, sollevo l'altra gamba e mi siedo a terra, su, sollevo leggermente una gamba, seduto, mi sollevo, l'altra, alternando sempre gamba destra e gamba sinistra, ancora una,
e mi fermo. Vi ringrazio, anche per oggi è tutto. Sul portale chespettacolo.info trovate di nuovo la nostra lezione assieme. Grazie.